Antonio Mendolia ha perso la vita, un ragazzo di 13 anni, in sella a uno scarabeo come passeggero. L'incidente stradale è avvenuto ieri alle ore 18 nella zona di Favara, conosciuta come Montagnè. La tragedia è avvenuta in via Portella, in un tratto di salita molto ripida. I due, secondo una prima ricostruzione, stavano viaggiando in discesa. Il mezzo avrebbe perso aderenza e sarebbe scivolato su un fianco, sbalzando fuori due passeggeri. L'impatto è stato letale per il giovane che si trovava dietro, che potrebbe essere stato sbalzato dalla sella e avrebbe sbattuto violentemente contro un muretto. I primi soccorsi sono stati prestati da un'infermiera che vive nelle vicinanze e che ha tentato di rianimare il giovane, ma senza successo. Buone invece le condizioni del guidatore del mezzo, che avrebbe riportato solo delle lievi escoriazioni, per il quale non è stato necessario ricorrere alle cure dei medici. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, i vigili urbani. Per i rilievi di rito è giunto anche il sindaco Palumbo, che ha affermato come un giovane, una vita spezzata sull'asfalto è una notizia terribile, quella che oggi ci scuote come comunità. Ogni parola è superflua e siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore straziante.